Eccoci qua, siamo sempre con Maurizio Chiovato, siamo a Papua, alla parte dell'Indonesia naturalmente, sì, stiamo facendo un bellissimo, eravamo sott'acqua a questo punto, giusto? Sì, esatto. Allora possiamo rivedere, anche riprendere il nostro filo delle immagini perché ci ha lasciato in sospeso con questo esseruccio, che questo è innocuo, giusto? Questo è un polpo innocuo, molto è un polpo bello. che fa la sua vita molto bello, però fa paura perché ad esempio assomiglia un po' i tentacoli al serpente, esatto, perché anche c'è il serpente degli anelli, che anche quello è pericoloso, ma limitatamente perché non ha la mandibola snodata il serpente, quindi in acqua non ci può mordere. E questo qui è molto bello da vedere e qui vediamo delle cose veramente uniche in Indonesia dal punto di vista proprio così dei pesci. Questa è una medusa che si mette rovesciata per prendere il sole, la luce e far crescere le alghe nella parte sotto, che generalmente sarebbe rovescia e quindi non avrebbe mai il sole. Però fanno sempre l'effetto delle meduse, quindi fa male, sono urticanti, non vogliono neanche sapere che effetti fanno. Molte non sono neanche urticanti. Molte non sono urticanti. E delle meduse. Ne abbiamo più urticanti rispetto. noi. Beh, ci sono delle meduse anche pericolose, per carità. Questi qua, ecco, sono i mandarin fish. Questi pesci qua sono molto timidi, è difficile riprenderli perché vivono in una zona praticamente di coralli morti e hanno le loro tane lì. Quindi non è che ci sia molto da vedere, bisogna solo star lì a aspettare perché sappiamo che ci sono, ci portano dove ci sono. E qui vediamo un altro nudibranco, che questo appartiene più alla famiglia dei vermi piatti più che al nudibranco. Comunque sì, è sempre una specie di lumachina, ecco, questo però è un po' più grande del pisciolino di prima. Tridacne enormi, che la tridacna ha il mollusco che alla fine cresce di più dello sviluppo che può avere la conchiglia, per cui la conchiglia, il bivalva, non riesce più a chiudersi perché il mollusco è troppo grande. Quindi quello all'interno del mollusco, che vediamo vediamo uno squaletto di barriera, un pinna bianca, proprio è innocuo, però ricordarsi in questi casi qua che bisogna lasciare la possibilità loro di scappare. Però in questo caso non chiudere, no, ma non avevo chiuso completamente l'uscita. E loro sono lì fermi, tranquilli, avevano più di un'uscita, fra parentesi, non si sentivano imprigionati. No, perché sennò è logico, la difesa naturale viene fuori e si difendono. Questa è una rinomurena. Cioè cosa vuol dire rinomurena? La chiamano murena, ma è praticamente innocua completamente, è lunga sui 70 centimetri. È bella lunga. È bella lunga, sì, ci sono di azzurre e di nere. Sono degli animali belli. Attenzione a queste alghe, qui sono urticanti. Queste fanno. Cioè, tra una cosa e l'altra. Sì. No, ma vabbè, diciamo che sono più urticanti questi delle meduse, queste danno veramente fastidio. Qui un seppione enorme che vediamo, ad esempio ricordiamoci le seppie, il polpo, il calamaro, hanno possono cambiare il colore e anche la forma della pelle, cioè si uniformano al terreno contando sul mimetismo. In questo caso qui ha alzato praticamente, lui sta già andando indietro perché sta scappando, però era in forma difesa. I volitans, che anche questi sì, è difficile, oramai li conosciamo benissimo, cioè qui un altro nudibranco. Sì, però sono sempre a seconda delle zone sono diversi, hanno delle diversità, delle caratteristiche che li contraddistinguono, quindi bellissimo anche questo. Forse in questa zona qua avete visto delle specie che hanno dei colori particolari, no? Sì. Questo è il regno della biodiversità, ricordiamoci, abbiamo veramente il massimo. Questa è una tinea, che è proprio colorata, coloratissima, è bellissimo da vedere. Come si ritira, perché mi sono avvicinato e tira giù i tentacoli, allora aumenta la colorazione. Qui un granchietto foglia. Guardate questo granchio come si mimetizza, eccolo qua. Sembra un gamberetto. Sì, sembra un gamberetto, no, è un granchietto, è un granchio questo qui, ma piccolissimo, e parliamo che è 1,5 centimetri, 1 centimetro proprio piccolo, e si muove praticamente come fosse un'alga. E questo qui è un altro che addirittura si fa crescere l'antenna che lo aiuta a mimetizzarsi assieme al corallo, perché assomiglia sempre ai peduncoli del corallo, della zona dove vive. Che bello anche questo.
E queste sono tutte delle alghe o sono sempre... Sì, praticamente una forma di alga. Ecco qui sempre il granchietto che si è attaccato. Ma per avere questi colori così accesi e i fari, serve il faro. Sempre i fari, anche in pieno giorno bisogna accendere i fari per forza. A che profondità eravate? Sui 20 metri, non profondissimi. Ricordiamoci che dai 15 ai 20 metri è il massimo di quello che è lo sviluppo dei colori in mare proprio e della vita in mare. Più profondi si va, meno arriva la luce, meno c'è vita in mare, ecco, c'è una vita diversa. Sì. Queste immersioni che vengono organizzate sono queste di notte o no, queste è di giorno, Quante ne facevate? E facevamo 3 immersioni, 2 la mattina e 1 al pomeriggio. 2 la mattina? 2 la mattina, sì, alle 8 della mattina subito e poi passavamo alle 11 e la successiva era alle 3 di pomeriggio. Poi chi voleva aveva la notturna. La notturna è sempre, anche qui guardate, siamo sempre sulle Gorgonie, dove c'è il regno praticamente di questi granchietti, di questi gamberetti, e sono tutti qua. Diciamo che la notturna ha un fascino che è incredibile, ecco qui lo vediamo meglio perché prima era proprio messo tra le foglie della Gorgonia. Gamberetti sempre di tutti i tipi, ecco questo ad esempio l'ho ripreso in notturna. Perché ha fascino? È un fascino perché di notte intanto ci si può avvicinare molto di più. Ecco ad esempio questi pesci qua sono un po' purtroppo accecati dai nostri fari, ma non riescono più a capire cosa sta succedendo perché Bellissimo per loro è notte. Questo. Loro non hanno le palpebre, ecco qui siamo tornati fuori. E qui sempre, è sempre un nudibranco, quello è un nudibranco abbastanza grande. Vedete com'è questo fondale? Mamma mia, che sono tutti i coralli morti e via di seguito. E qui c'era il punto dove c'erano anche, qui sempre il nudibranco, qui vediamo bene anche la corrente perché bisogna stare attenti anche alle correnti, vediamo come si muove i peduncoli del nudibranco e capiamo che insomma c'era un po' di aria, un po' di acqua. Qui siamo in proprio notturna piena. Ma non rischiate col buio così di perdervi, visto che ci sono anche correnti? No, abbiamo sempre dei lampeggianti o i fari. Questo è lo squalo che cammina, è il walking shark, eccolo qua. E cammina? Che cammina, proprio lui si dà un piccolo e dopo ha le pinne, vedete che gli fa vedete come si muove, cammina proprio sul fondo. È innocuo completamente. Però di notte bisogna anche stare attenti, adesso vedremo perché sono stato attaccato qua durante questa immersione. Però tanto vicino c'è quell'obiettivo. Sì, però non è pericoloso. Quanto grande è, piccoletto? E sarà un 50 centimetri, 40 centimetri di lunghezza, ma proprio poveretto. Ecco, qui, in questo caso qui, c'è la murena che è a caccia e io pensavo di darle anche una mano, illuminando, infatti qui ha catturato un pesce e con i fari ho bloccato il pesce, gli ho dato da mangiare, invece lei si è infastidita sempre di più della mia presenza e alla fine, dopo un po', adesso intanto sta buttando fuori un po' di lische, dopo un po' mi invita ad andare, perché adesso vediamo qui, ha fatto un'altra cattura. Tanto mangia, si nutre, prende, si nutre bene. Nutrimento e energia. Sì. Ed ecco qui, adesso qui quella parte dietro la coda, quindi è bella adesso grande. Qui mi fa un inseguimento, proprio mi invita ad andare via. Cioè proprio addosso? Sì, mi è proprio addosso, allora a quel punto lì ho dovuto, lei era decisa ad attaccarmi, allora mi sono dovuto allontanare. Ecco il famoso polpo degli anelli, questo è il polpo degli anelli. Guardate, quando si illuminano gli anelli sta per mordere, ricordiamoci che questo morso è indolore, quindi è una cosa brutta perché se uno sa di essere morsicato corre agli antidoti, qui non c'è antidoto, qui bisogna solo praticamente proseguire a massaggiare cardiaco della persona perché blocca la parte polmonare. Uno inizia a avere difficoltà a vedere, difficoltà a respirare. Passate le 24 ore, uno ha passato, il veleno è stato assorbito e non è a posto, ma però bisogna passare le 24 ore. Questo è molto pericoloso. Ma voi ve ne siete accorti, ve l'hanno indicato? Sì, ce l'hanno segnalato, sapevamo già che dovevamo trovarlo. Quindi ci avevano già spiegato com'era tutto e via di seguito. Ma questo quindi nuota, quindi può lasciare il terreno? Potrebbe... Sì, nuota tranquillamente e però ricordarsi, lui morde.
Cioè, non è che spara una freccia, faccio per dire, no, morde col suo becco. Questo è il gambero, un cavalluccio marino, appartiene ai cavallucci marini, fantasma. Un pesce fantasma, proprio perché lui quando si mette, adesso qui ormai l'abbiamo disturbato, è uscito dal suo habitat naturale, quindi lo vediamo molto bene, ma generalmente vedete dove si mette, nella gorgonia è proprio assolutamente difficile vederlo, proprio lui si mette là dentro e è coperto. Questi qui invece sono i crinoidi. Che sarebbero delle specie delle di stelle marine. Questo caso delle stelle marine. Qui abbiamo il nostro amico Gigi che aveva... Ma è da fidarsi andare senza maniche, con i pantaloni corti, visto che tutti questi animali? Io consiglierei di no, di usare una muta lunga è sempre meglio, perché poi stando in acqua 40 minuti, un'ora, la pelle si inflacidisce e per cui più facilmente ci si può tagliare, mentre invece coperti dalla muta si è a posto, insomma. Qui stiamo aspettando il passaggio delle mante e per cui è un punto in cui ci sono tutti i pesci pulitori e le mante arrivano per farsi mangiare i parassiti. Ecco. Bisogna stare fermi, attenti, non avvicinarsi troppo, non disturbarle. Poi quando prendono confidenza loro passano sopra a dove siamo noi, perché gli piace anche prendersi tutte le bolle nella pancia. Stavo pensando alle bolle, se danno fastidio, invece no, invece proprio loro girano sopra per prendere le bolle. Le mante oramai si riesce a catalogarle tutte, perché le macchie che hanno nella pancia sarebbero la loro impronta digitale, cioè questa manta ha solo lei questa distribuzione di queste macchie. Che apertura hanno invece? Questa qui siamo sui 4 metri. Oh mamma mia, sono grandissime. Sono grandi. A parte le oceaniche sono incredibili da vedersi, veramente le oceaniche arrivano anche a 7 metri, 8 metri. Ma che le avevi viste? Le ho viste, sì, le abbiamo viste a Socorro e le abbiamo viste anche in un'altra parte che siamo rimasti sorpresi di averle viste proprio qui. E non sono pericolose? No, la manta no, assolutamente. La manta appartiene alla famiglia degli squali, perché la manta è cartilaginea, non ha scheletro. E difatti dovrebbe essere stato uno squalo di profondità che la pressione l'ha fatto sviluppare piatto, ma comunque appartiene alla famiglia. Però fra parentesi ogni tanto si vede qualche manta che ha l'impronta della bocca nel manto, nell'ala, perché lo squalo ogni tanto gli dà un bocconcino, però la manta ha un muco orticante. E questo per cui le difensivo, è difensivo, sì. Difatti io mi ricorderò sempre la prima volta che abbiamo visto le mante, parliamo 40 anni fa oramai, c'è stato uno del gruppo che è andato giù e si era attaccato alla manta. E nuotava sopra la manta e si era appoggiato. Alla sera aveva 40 di febbre e sembrava ustionato proprio dal muco della manta che aveva preso, perché era andato giù in costume. Quindi proprio si era appoggiato sopra e ha preso proprio una orticata, chiamiamola, ecco, ma veramente pesante. Che poi gli è passato? Sì, quello sì, però ha fatto una brutta notte, ecco. Eravamo anche preoccupati, tutti eravamo preoccupati, non sapevamo perché era capitato questo, e poi ci ha spiegato e dice no, il manto sopra della manta è orticante, è protettivo proprio per lei. E qui vediamo bene, insomma, tutte le mante come si muove. Sì, e hanno sempre poi i pesci guida davanti. Chiaramente quando ci sono le mante c'è sempre l'acqua che è abbastanza torbida. Perché... Infatti mi ricordo anche altre situazioni sempre con quest'acqua che non è mai limpida, ma perché sono zone di corrente? No, sono zone dove c'è molto plancton. Perché loro si nutrono di plancton, queste sono le zone dove loro preferiscono e sono sempre qui. Quindi voi vi siete spostati da quella zona di prima e siete andati in questa zona dove questa zona qui proprio specifica, esattamente, che sapevamo perché conoscono i nostri accompagnatori, la conoscono bene, e a quel punto lì fanno proprio il punto dove loro vanno per farsi togliere i parassiti e andiamo lì a riprenderle tutte. Quindi quei pesciolini gialli, che perlomeno sembrano gialli, sono dei pesciolini pilota, chiamiamoli, che navigano assieme alla manta anche davanti alla bocca, però non vengono mangiati. Ecco qua. Sono le bolle che a loro piacciono. Sì, esatto. Il massaggio, viene sopra, eccola che viene sopra.
E qui vediamo tutti i pesciolini che gli girano davanti, che stanno davanti, però quelli non hanno pericolo per la manta. Ma le mante è una cosa unica da vedere. Quindi veramente. Il viaggio era finalizzato anche a questo? Sì, più che altro ricordiamoci che qui il massimo è la macro, la ripresa macro, le piccole creature, quello è. Però le mante sapevamo che c'erano e quindi siamo andati proprio a vederle. Quello che è bello è che scegliendo anche le maree giuste non si soffre neanche, perché generalmente c'è sempre tanta corrente. Mentre invece, che è pericolosa anche. Sì. Mentre invece quando ci si trova così si sta sul fondo tranquilli, si guardano queste creature bellissime passare sopra, e erano tante, ne passavano tante, devo dire la verità. E qui ho visto la prima manta completamente nera, proprio... Sia sopra che sotto? Sì, sotto aveva delle chiazzette bianche, aveva sempre la sua impronta digitale, però aveva piccole chiazzette bianche, ma manta completamente nera non l'avevo mai vista, proprio completamente, insomma, con qualche macchietta bianca, sì, ecco. In quanti vi siete immersi? Eravamo tutto il gruppo, quando tutti? siamo andati qui, sì, perché ci siamo distribuiti tutti attorno a dove c'è praticamente, dove sono questa roccia con tutti i pesci pulitori, perché le mante girano attorno per far venire su il pesce pulitori. Quando è finito con una manta va da loro e sono qui. Insomma, ma non hanno paura dell'uomo? No, assolutamente, no, proprio guardate come passano. E qui però siete a largo della riva? Sì, però ricordiamoci che le immersioni partono sempre da una parete di solito e dopo ci si allontana. In questo caso qui eravamo un po' lontani perché proprio è una distesa. Ecco qui la manta nera che vi dicevo. Ma è proprio una specie di no, è una sua uguale, peculiarità individuale? No, proprio è solo che non l'avevo mai Sembra vista. un pipistrello. Non l'avevo mai vista così proprio nera, eccetera, molto, molto bella per quello lì, sì. Bello, infatti. Sì, no, ma qui, ripeto, vederle passare, guardate come sono tutti i pescetti davanti alla bocca, proprio tranquilli. No, ma infatti potrebbe essere che il viaggio fosse stato anche finalizzato a queste, perché mi raccontavi in passato che avete fatto viaggi finalizzati a vedere gli squali, le mante. Quindi... Sì, esatto. Qui avete finito. E qui abbiamo finito, qui è tutto il gruppo, eccoci qua con la foto ricordo. Beh, siete anche, sì, un bel gruppo numeroso. E invece il personale, quante persone c'erano? Il personale erano 8 persone, perché avevano sia le persone che puliva, praticamente ci faceva i letti, puliva le camere e tutto, c'erano 2 signore, e poi c'era il cuoco, poi c'erano quelli che servivano a tavola, poi gli accompagnatori, quindi... Ah beh, eravate serviti e riveriti. Sì, serviti e riveriti. Che cosa mangiavate? E principalmente pesce, quello sì. Proprio. Quello che loro pescavano? Quello no, lo portavano via congelato. Lo prendono congelato al mercato e dopo ce lo fornivano in tutte le maniere. Abbiamo pescato qualcosa, ma molto poco, cioè preferiscono lasciare ai pescatori quello che è l'approvvigionamento e non mettersi, perché poi se si va a pescare, se siamo in 18 e ci mettiamo a pescare 18 facciamo una strage, e come fai a dire tu peschi e tu non peschi? Quindi avevano una bella e cucinano bene, si mangia bene? Sì. No, per quello come cucina veramente sono veramente bravi, ma si mangia, io il mangiare indonesiano mi trovo benissimo, è sempre a base di riso, ma poi fra parentesi mi accorgo che si mangia bene e vabbè, anche l'attività fisica e tutto, ma non torno mai ingrassato dall'Indonesia pur mangiando bene. Perché ma in genere in Oriente è così, no? Che si mangia, tendenzialmente non si mettono su chili, nonostante... Non si mettono su, esatto, no, quello lì è proprio... E qui è stata una crociera molto piacevole, proprio veramente piacevole. Qual è stato il momento più così che ricordi? Il momento veramente che ricordi più è quando siamo scesi con la barca e siamo andati in mezzo a tutte queste isolette, questi scogli che ci sono. È una cosa incredibile, perché se guardiamo è abbastanza simile a Palau in Micronesia, che ha tutti questi scogli così, però qui ce ne sono molti di più, veramente.
veramente molti di più, è molto più sviluppato questa parte, diciamo, frastagliata di queste isole che sono disabitate perché sono piccolissime, sono degli scogli grandi, chiamiamo, però lussureggianti, perché ricordiamoci che piove spesso, anche nella stagione secca piove, stiamo tranquilli. Quindi una zona un po' umida. Sì. Allora, noi siamo arrivati al termine, il tempo è volato, perché abbiamo ancora da fare tante domande, perché poi non abbiamo parlato dell'altra Papua Nuova Guinea, dove ci sono ancora delle tribù indigene particolari, ma ne parleremo in seguito. Allora, grazie Maurizio di essere stato qui con noi, grazie a voi telespettatori di averci seguito anche in questa serata, poi la puntata la potete rivedere, avete visto scrivere anche Maurizio, c'è una mail per avere informazioni, insomma, con tutti i viaggi che ha fatto. Buona serata, naturalmente, noi ci vediamo presto, grazie ancora.